Pronti? 1, 2, 3. È buona la prima, con veloce Brillant Ferm, mentre Cardoso DR e Allegra Gifont sono rimasti coinvolti Numero in un 10 piccolo Allegra cross. Gifont Prova ad andare a squalificato. sfilare Boccadamo, che va a chiedere strada a Brillant Ferm sulla prima piegata. Brillant Ferm al comando. Marco Stefani che ha preso l'iniziativa, Boccadamo che preme all'esterno e tende a passare 16,1 per i primi 200 metri di corsa. Terza posizione alla corda per Altaseta del Pino che precede Ziguli dei Greppi e si completano così 400 metri in 31,4. È rimasta allo scoperto Dilva Jet che precede Cointreau. Terza pariglia esterna per Vernissage Griff, alla retroguardia c'è Cardoso DR. Piegata di sinistra si conclude per la prima volta con Boccadamo all'avanguardia, 47,5 per i primi 600 metri di corsa. Boccadamo leader, Brillant Ferm nella sua scia, di fuori Dilva Jet, poi ancora in corda Altaseta del Pino con Cointreau in seconda pariglia, quindi Ziguli dei Greppi, Vernissage. Il primo giro in 1,3,5, che per questa categoria vuol dire davvero andare a spasso. Cerca di ridurre la corsa Roberto Vecchione con Boccadamo, piegata di destra, passata in 15,9, primo chilometro in 1,19,3, rompe gli indugi Vernissage Griff, Alessandro Gocciadoro sposta il Sauro e va a lato di Boccadamo, lo costringe ad accelerare quando siamo a metà gara, passata in 1,34,1. Boccadamo al comando nei confronti di Brillant Ferm, a largo Vernissage Griff, lungo i birilli sempre Altaseta del Pino, a una schiena ora Dilva Jet che precede Cointreau. Piegata di sinistra passata in 14,8, segno che piano piano si inizia ad accelerare. Boccadamo in vantaggio, Vernissage Griff al suo esterno, Brillant Ferm in corda, avanti a Dilva Jet, Altaseta del Pino, Cointreau, Ziguli dei Greppi, ancora Cardoso DR, Crisper. 14,6 davanti alle tribune, si continua sul piede dell'1,17, ma Boccadamo ora inizia a camminare per far pesare la risalita a Vernissage Griff. La piegata in 14,6, Boccadamo in vantaggio, Vernissage al suo esterno, in corda è sempre Brillant Ferm, poi Dilva Jet. Quando siamo ormai a 400 metri dalla conclusione, Boccadamo che prova ad allungare ancora, 13,9, la dritta di là, 2,32, i primi 2000 metri di corsa. Boccadamo è in vantaggio, Vernissage Griff è al suo esterno, in corda c'è Brillant Ferm, Dilva Jet si prepara e viene in terza corsia, allunga Boccadamo che a 200 dalla conclusione entra in retta arrivo in vantaggio, è in fuga da Vernissage Griff e Dilva Jet. Boccadamo in vantaggio, Dilva Jet che prova ad arrivare, Boccadamo si difende da Dilva Jet che arriva, Boccadamo che vince il Gran Premio della Vittoria nei confronti di Dilva Jet. Al terzo posto Cointreau, 28,9 da arrivare, 1,16,1 il ragguaglio cronometrico. Successo di Boccadamo, Roberto Vecchione per il team Elert, i colori del signor Raffaele Chiaro. Percorso di testa vincente per il 7 anni da Ideale Luis, che ritorna in Italia dopo la trasferta francese e vince nei confronti di Dilva Jet che è seconda. Al terzo posto c'è Cointreau. A terminare il marcatore sono Brillant Ferm e Cardoso DR. Andiamo in premiazione a dare le giuste onoreficenze a Roberto Vecchione, Holger Ellert, Raffaele Chiaro e soprattutto a Boccadamo.